Cari telespettatori, eccoci insieme, buona serata, ben arrivata anche al nostro ospite, collegato da remoto, in modo particolare dal suo paese di residenza Asiago, sull'altopiano. Ben arrivato Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Imprese del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, Presidente, noi parleremo degli artigiani, della situazione che stanno vivendo, non semplice, e delle istanze che voi anche fate per poter con sicurezza, e quindi quali possono essere anche le misure di sicurezza, riprendere progressivamente le attività produttive. Fondamentale, perché altrimenti più tempo passa inattivi peggio è. Peraltro ci sono state delle concessioni da parte del prefetto per autorizzare con il silenzio alcune attività, però molti sono ancora fermi. Alcuni settori in modo particolare, noi riceviamo tante mail dal settore benessere ed estetica, per citarne una, ma ce ne sono tanti altri. Prima di iniziare ad entrare nel tema specifico, ci dica un po' qual è la situazione ad Asiago, visto che lei è tra l'altro affacciato sulla piazza. Beh, ad Asiago ovviamente questo è un periodo di chiusura totale, nel senso che manca tutto l'afflusso turistico, non solo, ma i cittadini hanno risposto bene a quella che è l'ordinanza, quella di rimanere a casa, per cui oltre alla mancanza di turisti c'è anche una mancanza di cittadini che girano il meno possibile e vanno a fare la spesa uno alla volta, come da ordinanza ovviamente. Le domeniche che noi eravamo abituati a vivere nella piena, voglio dire, libertà, quando non c'erano le restrizioni, dove c'era il mondo che arrivava da Asiago ad abitare le seconde case, in questo momento ovviamente manca, per cui in alcuni momenti la città e tutto l'altopiano ha quasi così una visione spettrale, nel senso che non c'è proprio nessuno che gira per strada a qualsiasi ora del giorno. E per cui è una situazione di grande preoccupazione, soprattutto perché quello che si teme è che non sapendo quando finirà questa emergenza, c'è una grande preoccupazione per la prossima stagione estiva. Ovviamente la settimana di Pasqua, che oltretutto ha avuto un tempo meraviglioso dal punto di vista meteorologico, erano anni che non c'era una settimana di Pasqua con un tempo così bello, ovviamente è andata persa, e per riavere un'altra settimana di Pasqua dobbiamo aspettare la Pasqua dell'anno prossimo, ovviamente, ma non solo ad Asiago, perché dire, questa cosa è in condivisione con tutte le meravigliose zone turistiche che abbiamo nel nostro stupendo Veneto, a partire dal Lago di Garda, a passare per le città d'arte, passando poi per la costa e per la montagna veneta, voglio dire. Qui ogni momento che il coronavirus ci ruba è proprio rubato, non Sì. riprende più. Ma la situazione sanitaria di contaminazioni lì nel territorio com'è stata? Com'è? Beh, è una situazione sanitaria che ora è sotto controllo, ha avuto dei momenti con picchi importantissimi. Evidentemente proprio Asiago, essendo una zona turistica, ha avuto un afflusso di persone da svariati luoghi e quello che è la nostra forza, che è proprio il turismo, in questo momento ha anche forse portato un po' di contagio, che adesso peraltro sta scemando, e abbiamo un calo importante di contagi, per cui anche quella che era l'ordinanza, appunto il famoso io resto a casa, ha pagato, perché in questo momento anche l'altopiano si sta risanando rispetto a dei picchi che prima c'erano e che erano importanti. Assolutamente. Invece dal punto di vista economico-produttivo, l'area del Vicentino, della provincia di Vicenza, come si presenta in questo momento? Rispetto ad altri territori, lei emana un po' tutta la situazione a livello regionale Veneto, ma visto che ha anche un focus particolare sul Vicentino, come vede? Qual è la situazione? La situazione è di grandissima preoccupazione, soprattutto per le filiere che operano nel manifatturiero e che hanno a che fare con le filiere internazionali. Il 50% del prodotto interno lordo della provincia di Vicenza è export puro, per cui tutto fatturato che andava all'estero. La grande preoccupazione è quella di venire sostituiti nella filiera dell'export da altri competitor internazionali che magari non hanno avuto un lockdown così restrittivo come in Italia, principalmente la Germania, che sta continuando a lavorare, non dico a pieno ritmo, ma con una riduzione limitata rispetto a quella che è la chiusura totale dell'Italia, per cui ogni giorno che passa c'è una preoccupazione crescente rispetto al fatto di venire sostituiti da una parte.
Dall'altra, guardando al mercato interno, il settore dell'edilizia che stava riprendendo e in questo momento bloccato così in maniera totale e completa, e soprattutto con i famosi soli 3 giorni che sono stati messi a disposizione per mettere in sicurezza i cantieri, che non sono stati sufficienti per metterli in piena sicurezza. Abbiamo detto prima che abbiamo avuto finora una situazione meteorologica favorevole, nel senso che il tempo è stato buono, ma se dovesse, come sono le previsioni, cominciare un periodo di piogge, sicuramente ci sarebbe un depauperamento anche dei cantieri edili nello stato in cui sono stati lasciati, che non erano in sicurezza rispetto a quelle che sono le intemperie, perché non c'è stato il tempo per poterlo fare. Per quanto riguarda il resto del mercato interno, l'ha detto lei prima, il problema di tutta la grande categoria del servizio alla persona, per cui tutti quelli legati al benessere, le parrucchiere, le estetiste, e le attività che hanno a che fare appunto con questa categoria, che sono ferme ormai da un mese, queste cominciano ad andare in grande difficoltà. Ci stiamo proponendo anche con delle proposte rispetto a quello che è l'aumento della sicurezza all'interno dei saloni dell'estetica, che hanno a che fare non solo con le mascherine, ma anche con delle protezioni attive, con delle specie di scafandri che possano chiudere quella che è la parte del viso dell'operatore. Un po' come le commesse della GDO. Le commesse alle cassiere dei supermercati. Poi magari con la delimitazione dei box, con delle strutture mobili in plexiglass che siano lavabili, che siano pulibili con tutte quelle sostanze cloro-ossidanti che abbiamo capito da quello che ci dicono gli esperti, che sono estremamente efficaci non solo sulla pulizia, ma anche proprio su quella che è la morte del virus, per cui basta passare un po' di varecchina per capirci in termini pratici. Certo. Cloro-ossidante è la semplice varecchina. Ecco, per cui ci stiamo proponendo anche con delle misure di sicurezza che siano in grado di garantire la sicurezza del cliente e anche di chi ci lavora dentro. Noi siamo sempre stati con dell'opinione che prima di tutto deve comandare quella che è la salute, la vita ovviamente. Adesso però, in una fase in cui abbiamo un calo di contagi e una situazione sanitaria che pian pianino sta migliorando, dobbiamo, come dire, essere un po' strabici, guardare con attenzione quella che è sicuramente la sicurezza sanitaria e quello che è l'attenzione nei confronti del coronavirus, però dall'altra anche con un occhio all'economia, perché poi ci sarà da ricostruire anche quello che è il tessuto socio-economico di questo territorio, che poi ha a che fare anche con una tenuta sociale e anche con una sicurezza sociale. Assolutamente. Nel senso che se le imprese non potranno riaprire, lì cominciamo ad avere anche un grande problema sociale. Quando ci sono i problemi sociali sappiamo che la prima a risentirne è anche la sicurezza, perché la pace c'è quando c'è piena occupazione. La riprendo su alcuni step che ha passato. Il primo, appunto, ho detto settore benessere, quindi anche per dare una risposta a coloro che ci hanno scritto. Si parlava di una data tipo il 3 maggio, le sembra una cosa fattibile per quelle aziende, quelle operatrici che si possono essere attrezzate adeguatamente, qualora ci sia anche un protocollo? E voi state facendo delle azioni al riguardo, o avete, non so, siglato degli accordi anche a livello con i sindacati perché ci sia la sicurezza e si possa riprendere quanto prima, oppure ancora siamo lontani, non si può assolutamente fare alcun tipo di data? Questo per rispondere ad alcune domande. Non siamo assolutamente lontani, nel senso che il 3 maggio è già una data che è stata segnata e sancita dall'ultimo decreto del governo Conte, e noi ci stiamo battendo affinché ci sia un'entrata graduale. Stiamo lavorando a livello nazionale come Confartigianato, con tavoli continui con il governo e anche con le parti sociali, per cui le parti datoriali, Confartigianato è in prima linea su questo, e con i sindacati di lavoratori, ma non solo con questi, anche con lo Spisal, con l'INAIL e con tutti i soggetti che in questo momento, per le aziende che sono aperte, hanno vigilato. Il dato che abbiamo è che di quasi 5.000 ispezioni che sono stati fatti da parte dello Spisal, che mi preme anche in questa occasione ringraziare lo Spisal per l'attività che ha fatto,
perché ha fatto veramente un'attività che è propedeutica alla riapertura, con delle ispezioni che non hanno rilevato grandissime situazioni di mancanza di osservanza di quelle che sono le normative, con grande responsabilità peraltro da parte anche degli imprenditori, ma anche di lavoratori che all'interno dell'impresa stanno lavorando. Hanno ben chiaro tutti quanti, sia i datori di lavoro sia i dipendenti, che la situazione è grave e va trattata con estrema puntualità e con estrema anche decisione su quello che si fa, perché abbiamo visto che non ci sono sbavature. Lo Spisal ci racconta che i casi sanzionati sono pochissimi da una parte, dall'altra hanno fatto tante raccomandazioni da un punto di vista verbale, in alcuni casi delle prescrizioni scritte, ma non hanno trovato una situazione disastrosa. Per cui noi veniamo anche da un periodo in cui abbiamo combattuto in maniera importante contro gli incidenti sui luoghi di lavoro, e questo ha creato, prima del coronavirus, una cultura rispetto alla sicurezza del luogo del lavoro. E se vogliamo dirla tutta, le prescrizioni rispetto al coronavirus non sono così inapplicabili, sono delle prescrizioni condivise peraltro, per cui nulla da ridire, ma che sono semplici, cioè vuol dire, è molto più difficile mettere in sicurezza una macchina utensile che ripararsi dal coronavirus, perché poi abbiamo a che fare con delle mascherine che devono esserci. Questo è quello che chiediamo anche, voglio dire, al governo, che ci siano delle linee di fornitura che siano sicure, cioè nel momento in cui si riaprirà, che ci siano queste mascherine, che non si debba poi chiudere l'azienda perché mancano le mascherine, per cui dare anche un via libera a quelli che le stanno producendo e che hanno delle autorizzazioni in deroga, per cui anche per le omologazioni, voglio dire, di queste mascherine, perché per tutte quelle categorie che non avevano bisogno di mascherine prima e adesso la mascherina ha come risultato finale, per cui come obiettivo quello di non trasmettere tramite la saliva il virus, per dirla in maniera molto volgare, di non sputarci in faccia, possiamo utilizzare le stesse mascherine che usano chi va nei supermercati ad acquistare i prodotti alimentari, che girano per strada. È una mascherina che deve assolvere solo il compito di fare una protezione rispetto a quella che è la propagazione del virus nelle goccioline di saliva, per cui che siano utilizzabili anche all'interno del luogo di lavoro. Poi li dobbiamo cambiare 3 volte al giorno, le cambieremo 3 volte al giorno, hanno a che fare con le pulizie di quelli che sono i luoghi di lavoro con delle sostanze tipo varechina o alcol o altre cose. Lo si fa, cioè non sono prescrizioni così difficili da applicare, sono delle prescrizioni che sono molto applicabili in maniera semplice ed elementare, e che hanno da parte sia di datori di lavoro ma sia anche di lavoratori all'interno delle imprese un grado di attenzione e di cultura sufficiente per dire che si può aprire rispetto a queste prescrizioni in tutta tranquillità. Quindi secondo lei potremmo tranquillamente pensare a una riapertura di molte categorie degli artigiani, questi liberi professionisti, queste piccole aziende, piccole e medie aziende? Obiettivamente. Assolutamente. Sì, io ricordo anche sempre, l'ho fatto anche ieri mattina con il prefetto di Vicenza in audio-videoconferenza ovviamente, che il lavoratore artigiano, l'impresa artigiana lavora con i propri dipendenti nel 99% dei casi, per cui nella produzione non è che ci sono soltanto le maestranze che lavorano l'imprenditore in ufficio e da un'altra parte. Nel 99% dei casi il datore di lavoro è assieme ai propri dipendenti all'interno del laboratorio e assieme producono il prodotto o il servizio che è tipico di quella singola impresa. Per cui c'è un'attenzione nei confronti dei propri lavoratori, ma c'è un'attenzione anche per la propria persona, per cui la stessa attenzione che si ha per la propria persona c'è anche nei confronti dei propri lavoratori, per cui credo che il laboratorio artigiano sia il posto dove è più facile ripararsi rispetto a quella che è
la situazione della sicurezza di quel luogo di lavoro. Alcuni hanno palesato che rispettare questi nuovi parametri di sicurezza, anche la sanificazione dei locali che deve essere molto frequente, eccetera, siano degli oneri economici non di poco conto, anche perché devono essere attuate da imprese specializzate, insomma in un certo modalità, proprio per garantire anche ai lavoratori stessi di lavorare in ambienti idonei. Come la vedete voi? Io direi che è meglio non fare confusione. Allora, se si parla di sanificazioni da parte di aziende specializzate perché quei locali hanno delle contaminazioni particolari, allora questo è vero, cioè questo può essere assolutamente, cioè una sanificazione di un locale fatta da ditte specializzate, che deve essere fatta perché quel luogo è un luogo di contaminazione, perché tipo un supermercato è frequentato da un numero di persone importanti, per cui ogni 2 o 3 giorni è bene sanificarlo, lì ci sono assolutamente dei costi importanti. Ma per quelle aziende che hanno i 3-4 dipendenti e che devono sanificare magari la tastiera di comando di un tornio a controllo numerico, piuttosto che la sanificazione del tavolo di lavoro di un falegname, quella la si può fare benissimo da parte dell'azienda con un protocollo ben descritto che c'è, voglio dire, ci sono già queste prescrizioni e hanno a che fare con acqua e varechina diluita, voglio dire, non è un grande costo. Oggi l'importante è essere chiari sulle prescrizioni che devono esserci e applicarle, e ripeto, come ho detto fin dall'inizio, non sono un problema. È molto più difficile mettere in sicurezza un ponteggio che un cantiere edile rispetto a certo. Resti qui con noi ci interrompiamo qualche secondo per la pubblicità, ma ritorniamo subito insieme, anche voi aspettate.